La quinta corsa riservata ai gentleman vede al via 10 concorrenti sulla distanza del miglio: 1 Balalaika Matto, 2 Birbadal, 3 Batiz, 4 Zastava Daghi, 5 Twitter di Casei, 6 Beren, seconda linea 7 Ennipan, 8 Athena Griff, 9 Zagor MTT, 10 Arta Terme Jet. I favori in chiusura per Balalaika Matto numero 1, Matteo Zaccherini in sediolo. C'è già la rottura di Birbadal in fase di lancio, mentre scatta dall'esterno Twitter di Casei che cerca di convergere alla corda. Numero 2 Birbadal squalificato. Balalaika Matto numero 8 Athena Griff tenta ma non riesce a rientrare l'avversario che passa a condurre, quindi Twitter di Casei leader nei confronti di Balalaika Matto e Zastava Daghi in terza posizione, che riesce ora a sistemarsi direttamente in schiena a Balalaika Matto. Intanto 15,4 per i 200 iniziali. I cavalli sulla retta delle scuderie con situazione invariata. All'esterno Beren, quarto iniziale che se ne va in 31,6, ha decisamente decelerato nel secondo segmento di gara Battistrada, che ora a metà della seconda piegata. Si vede arrivare a ridosso Beren, 600 iniziali in 47,9, e davanti alle tribune continua a guidare la corsa Twitter di Casei, percorsi esterne Beren alla corda Balalaika Matto, una seconda pariglia formata da Zagor MTT, poi anche Ennipan ha preso la via del largo, mentre lungo la corda è sempre Zastava Daghi. Intanto siamo sulla penultima piegata con situazione invariata. È sempre in vantaggio Twitter di Casei, che completa in 1,18,3 i primi 1000 metri. Ora l'andatura comincia ad accelerare quando siamo a 500 dal palo. Beren sempre all'esterno di Twitter, che a 400 dalla conclusione spara una frazione in 14,9. A contatto si mantiene Balalaika Matto con in schiena Zastava Daghi. All'esterno si forma ora un ventaglio con in quarta ruota addirittura Arta Terme Jet, che supera Ennipan, retta d'arrivo. Si presenta ancora in vantaggio Twitter di Casei, 120 alla conclusione. Può scattare all'interno Balalaika Matto, ma ancora una lunghezza abbondante di margine Twitter di Casei, che nel finale vince ancora agevolmente sulla stessa Balalaika Matto. Il terzo posto ancora per un ottimo Beren, che si mantiene in quota fin sul palo, 29,4 a chiudere, 1,16,2. Il ragguaglio conclusivo per la vittoria di Twitter di Casei, che era una delle alternative a Balalaika Matto, che ha chiuso favorito. Il successo quindi per il numero 5 Twitter di Casei, Giuseppe Colantonio in sediolo per conto del signor Daniele Cuglini.